Urne aperte domani a Villorba e Povegliano. Dalle 7 alle 22 gli elettori sono chiamati a dire finalmente la loro sulla fusione tra i due comuni che darebbe vita a una nuova realtà amministrativa, Terralta Veneta. Dibattito a dir poco acceso fino alla fine. Domani però saranno i cittadini a esprimersi. Alle urne 19.736 elettori che potranno ritirare anche nel corso della giornata in municipio la scheda elettorale nel caso l'abbiano smarrita. Dai due schieramenti gli ultimi appelli accomunati solamente dall'invito ad andare a votare. Come sindaco della città di Villorba io mi auguro che i cittadini abbiano capito la reale volontà e esigenza sottesa e quindi che vadano a votare e che votino il sì, convinti. È una sfida, andiamo verso il futuro, gettiamo il cuore oltre l'ostacolo e pensiamo che cambiare si può, dal basso. Se aspettiamo il governo non succederà mai nulla. Oltretutto economicamente conviene, perché non farlo? Intanto facciamo un appello agli elettori perché vadano a votare, perché l'informazione istituzionale di questi due comuni è stata molto fuorviante. Secondo, diciamo agli elettori di avere un voto utile, e il voto utile è il voto no. No, perché questa fusione è inutile. Inutile perché non si porta un comune a 23.000 abitanti e si promette di risolvere i problemi dei servizi. Abbiamo esempi quali quelli delle ULSS, dei distretti sociosanitari, dell'acquedotto, di comuni che sono centinaia migliaia di persone di popolazione che funzionano egregiamente, senza nessuna fusione. Non si capisce perché Villorba e Povegliano debbono fondersi per il capriccio di due sindaci.